Se siete assidui frequentatori di questo canale, avrete di sicuro familiarità con il primo dogma dell'orrore. I mostri più spaventosi sono quelli con sembianze umane. Data la natura di questo video, ne sconsigliamo l'ascolto a un pubblico impressionabile. Anno 1935. L'America stava iniziando appena a risollevarsi, con enormi fatiche, dalla catastrofica crisi economica che si era abbattuta sul paese giovedì 24 ottobre 1929. Gli effetti di quel rovinoso crollo di Wall Street portò a conseguenze indicibili, gettando milioni di persone nella miseria. Furono proprio questi indigenti le vittime di uno spietato predatore. Gli esordi di questo serial killer sono nebulosi. Malgrado la prima vittima ufficiale sia stato un uomo rinvenuto presso l'area di Jackass Hill in Kingsbury Run il 23 settembre del 1935, alcuni corpi trovati decapitati nelle paludi della Pennsylvania negli anni 20 fanno ipotizzare un periodo di attività molto più lungo, sebbene non vi siano prove certe che gli omicidi siano collegati. Per meglio comprendere quanto sia stato caotico questo caso, basti pensare che non è chiaro né il numero di vittime né l'esatto lasso di tempo fra i primi e gli ultimi delitti. Basandoci sui dati ufficiali, possiamo affermare che il soggetto ignoto uccise almeno 12 persone, sia uomini che donne, in un arco di tempo fra il 1935 e il 1938. Di queste vittime, solo 2 furono identificate, mentre le rimanenti 10 restano ancora oggi prive di identità. Questo disguido fu causato da una sinergia di sfortunati fattori. In primo luogo, le vittime erano tutte di bassa estrazione, afflitte dalla Grande Depressione, residenti nelle squalide baraccopoli, sorte attorno alle paludi di Cleveland. Secondariamente, il killer in diversi casi usò la decapitazione come metodo di uccisione, eviscerando e a volte castrando le prede, cosa che rese più difficoltoso il loro riconoscimento e valse all'omicida il nome d'arte di macellaio di Cleveland. Come terzo punto, c'è il fatto che spesso i cadaveri vennero trovati anche mesi, addirittura anni dopo la scomparsa della vittima. Seppure ai nostri giorni, con l'ausilio delle moderne tecnologie forensi, risalire a un nome partendo da un corpo tanto mal ridotto risulta difficile, nelle prime decadi del Novecento era inutile persino tentare. Gli unici 2 cadaveri identificati con successo appartenevano a Edward Andrassy, rinvenuto lo stesso giorno e a poca distanza dalla prima vittima, e a Florence Polillo, la terza vittima. Sia in un caso che nell'altro, la morte era avvenuta da pochi giorni. Fra la decina di John e Jane Doe ce ne sono alcuni di qualche rilievo. La quarta vittima fu ribattezzata l'uomo tatuato a causa dei suoi insoliti tatuaggi, uno dei quali formava i nomi Helen e Paul, mentre un altro mostrava l'acronimo WCG. Nonostante tali indizi, nessuno degli inquirenti riuscì mai a capire chi fosse. La vittima numero 8 fu associata a una donna di nome Rosa Wallace, scomparsa 10 mesi prima. Malgrado il figlio fosse certo che quel corpo appartenesse a sua madre, dando come prova alcuni interventi odontoiatrici piuttosto peculiari, non fu possibile per la polizia avere la conferma definitiva, in quanto il dentista della donna era ormai morto ai tempi dell'indagine. Il modus operandi del macellaio era orribile, indice di un livello di violenza difficilmente eguagliabile. La polizia rinvenne persino tracce di una sorta di trattamento chimico dei corpi. Uno dei primi sospettati fu un certo Frank Dolezal, incriminato il 24 agosto del 1939,
principalmente per l'omicidio della terza vittima canonica. Egli morì nel penitenziario della contea di Cuyahoga, molto probabilmente in seguito a un violentissimo pestaggio messo in atto dallo sceriffo e dai suoi sottoposti. Quasi tutti gli storici concordano sul fatto che Dolezal non commise né l'omicidio di cui venne accusato, né gli altri. Confessò e ritrattò varie volte durante l'iter investigativo, sovente minacciato o percosso dai poliziotti affinché rendesse una dichiarazione di colpevolezza. Come già accennato, le indagini portarono a galla più dubbi che risposte. Elliot Ness, direttore della pubblica sicurezza, divenuto famoso come l'uomo che riuscì a incriminare Al Capone, lavorò sul caso del macellaio, uscendone però sconfitto in modo brutale. In effetti, è quasi certo che il sospettato sul quale puntò gli occhi fosse realmente il killer, ma il destino gli giocò un brutto tiro. Il dottor Francis Sweeney, l'uomo che Ness riteneva responsabile degli omicidi, era solito eseguire amputazioni durante la sua permanenza sui campi di battaglia della Prima Guerra Mondiale. E durante un interrogatorio condotto con il test poligrafico si rivelò essere, a detta dell'esperto Leonard Keeler, proprio l'assassino. Un'ulteriore conferma la si ebbe dopo l'internamento del dottore nell'ospedale dei veterani di Dayton, nell'Ohio. Da quel momento in avanti il macellaio scomparve. Il dottor Sweeney, tuttavia, non fu mai davvero perseguito, a causa della sua parentela con importanti uomini politici. Tuttavia, in modo assai sadico, nonché parecchio sospetto, Sweeney perseguitò Elliot Ness dall'ospedale, inviandogli di continuo cartoline derisorie e minacciose, prendendosi gioco di lui per non essere riuscito a catturare il serial killer. Tale smacco, oltre a vari problemi economici, condussero Ness nel baratro dell'alcolismo. Morì a soli 54 anni e molti lo considerano come l'ultima vittima del macellaio. Questi erano i fatti ufficiali, accanto ai quali si dipana tutta una serie di ipotesi e teorie. Come già affermato, molti non concordano con l'anno di esordio del macellaio, ritenendo possibile che avesse cominciato la propria immonda carriera già negli anni '20. Inoltre, alle vittime canoniche se ne aggiungerebbero altre, fino a toccare vette di almeno 40 delitti. Ciò forse è un po' esagerato, anche se all'epoca, colpendo persone che abitavano in misere baracche e approfittando di una crisi che devastava il paese, un maniaco omicida poteva davvero agire indisturbato, consapevole del fatto che ben pochi si sarebbero interessati alla morte di senzatetto e prostitute. Almeno 6 sono gli omicidi che sembrano davvero essere compiuti dalla mano del macellaio. Il 5 settembre 1934, sulla riva del lago Erie, non distante da dove fu scoperta la 7ª vittima canonica, fu trovato il cadavere di una donna nota come la Signora del Lago, la cui identità resta avvolta nel mistero. 2 anni più tardi, il 1 di settembre, sul vagone di un treno merci di Newcastle in Pennsylvania, vennero rinvenuti i resti di un uomo al quale era stata tagliata la testa. Sempre in Pennsylvania, ma nel maggio del 1940, cadaveri con lesioni simili a quelle che il macellaio era solito infliggere alle sue vittime furono trovati in altri vagoni, vicino al McKees Rocks. Una teoria affascinante, anche se forse tirata estremamente per i capelli, vedrebbe il macellaio come il responsabile dell'omicidio di Elizabeth Short, alias Black Dahlia, del cui caso potrete trovare ampi dettagli proprio sul canale di Zelkor. Questo carosello degli orrori terminò a Cleveland il 22 luglio del 1950, al civico
2138 di Davenport Avenue giaceva il cadavere di Robert Robertson, morto da almeno 6 settimane. La sua testa era stata recisa dal collo, come nei precedenti delitti. Se queste ultime vittime venissero ufficialmente inserite nell'elenco, scagionerebbero il dottor Sweeney, o perlomeno farebbero sorgere l'inquietante sospetto che, nella stessa area e nello stesso periodo, fossero ben 2 gli assassini in circolazione.